Buongiorno, oggi ho deciso di venire in gita e praticamente sono già sul luogo di partenza, non ho iniziato il video prima, c'è un sole che è un po' fastidioso. Oggi vado a Rifugio Venezia, vi ho già portati con me anche l'anno scorso, non mi ricordo se era l'anno scorso o 2 anni fa, comunque vi ho già portati e niente, non c'è nessuno. E quindi adesso io mi metto gli scarponi e parto. Vi faccio vedere il tratto iniziale, non ve lo faccio vedere perché è solo salita e è sfiancante. Quando finisco la salita poi vi faccio vedere qualcosa. Ecco, mi sono arrivata da lì, ho finito la salita, quella più grossa, che è veramente sfiancante. E niente, qui c'è il pascolo, quindi è tutto recintato. Peccato che ci sono quelle nuvole perché io volevo andare proprio lassù. Però ci sono proprio le nuvole, quindi non mi fido. E non c'erano nuvole prima, adesso come potete vedere è già pieno. Cambia subito il tempo qui. Comunque questo è tutto il pascolo. Questa qui invece è la passerella dove camminare, insomma. Va bene, continuo con questo mio giro. Non ve l'ho detto prima, ma questo posto si chiama Pian Palù perché è tutta una palude. Palù vuol dire palude. Infatti ho gli scarponi bagnati. Non c'è nessuno oggi, sono la prima a salire. Che bello. Sicuramente su c'è già qualcuno. Quelli che vanno la mattina proprio presto. In realtà dovevo partire prima. Sono le 7:30 forse, o 7:40. Ma ero in ritardo perché mi sono alzata alle 6 e ora che ho preparato tutto è venuto tardi. Buono, continuo con la mia camminata. Sto facendo fatica, ma siccome vi sto facendo il video mi perdo anche un po' via e niente, mi distraggo, ecco, mi perdo via, vuol dire mi distraggo e quindi riesco anche a camminare. E è bello perché sono proprio da sola, non c'è nessuno. E niente, vi riprendo anche qualche fiorellino, anzi ve l'ho già ripreso. E ecco le margheritine, aspettate. Ecco, io oggi volevo andare là sopra, qua si vede bene. Là sopra dove vedete quel prato, ecco. E qui è così il panorama, è veramente bello. Quello che vedete, questo, si chiama Carregon del Padre Eterno. È praticamente diciamo, la sedia, il trono. Che bello che è. E anche qua ci sono le nuvole, mi accompagnano sempre. Questa zona è tutta paludosissima, sto per arrivare su un piano che è tutta palude, infatti ogni volta attraversarlo è un po' un problema. E c'era una persona qua giù, un ragazzo che si era fermato a guardare la cartina, però era italiano. O stava scendendo e stava decidendo cosa fare, o stava salendo, non lo so.
E rieccomi, ho fatto il pezzo della palude, è andato tutto bene perché non ha piovuto recentemente, quindi era umido, bagnato, ma non paludosissimo. Paludosissimo, va bene. Volevo farvi vedere un panorama, ma magari ve lo faccio vedere al ritorno, perché tanto ritorno dalla stessa parte, perché se non avessi la macchina magari tornerei da un'altra parte, tornerei a casa per un'altra strada. Siccome ho la macchina in Malga Ciauta, devo tornare per di là. Comunque sono arrivata, non sono arrivata al rifugio, ma non vado quasi mai fino al rifugio io. Mi fermo sempre la via ai Pascoli. E niente, questo è il panorama da qui. Ed è nuvolosissimo oggi. Purtroppo ho incontrato un gruppetto di persone, saranno stati 5-6 persone, che non so se hanno dormito al Rifugio Venezia. E niente, italiani anche questi. E boh. Sì, qui si stavano lamentando perché qui è, diciamo, un bagno a cielo aperto, perché chiunque fa i suoi bisogni ovunque qui. E quindi si stavano lamentando per questo, perché ci sono pezzi di carta ovunque, fazzolettini ovunque. Ah sì, devo farvi questo, devo riprendervi una cosa, poi sono arrivati quelli e mi sono persa. Io amo questi pascoli, guardate che bello, è ancora tutto bagnato il prato. Ma io amo questi pascoli. Vado fino qua, che così vi faccio vedere se ci sono i cavalli. Di solito ci sono i cavalli, ma sì, non so quest'anno. Almeno una volta all'anno qui, questa è una gita, diciamo, classica, anche perché è veloce, un'oretta si è su, e quindi anche oggi sono stata circa un'oretta, contando che mi sono fermata a fare i video, eccetera, quindi un tempo molto buono, diciamo. Per me che non sono allenata, ho le gambe che veramente fanno tanta fatica in salita. Quest'anno non ho allenamento. Però volevo venirci qui e domani, se riesco, faccio un'altra gita. Dico se riesco perché ho una vescica già. Ecco, io intanto cammino per i pascoli e dopo mi fermo, trovo un posto dove fermarmi e mi mangio il panino, mi mangio tutto quello che ho portato. No, in realtà ho portato da mangiare perché volevo andare proprio lassù e quindi mi ero portata più cose da mangiare. Adesso vedo cosa decidere di fare. Una mucca! Ma voi le sentite i campanacci delle mucche, vero? Non so mica se li sentite, ma tanto ci passo di fianco. Ma sono là le mucche, ma quelle le lascio dormire. Passo da un'altra parte. No, è lì il sentiero, per cui devo passare di lì per forza. Sì. Va bene. Che bene che si sta qua su. Con la giacchina su si sta da Dio. Sì, se esce il sole fa caldissimo, Invece così si sta proprio bene. Adesso c'è luce, c'è sole anche al rifugio adesso. Sì, è lì il rifugio, 2 passi si arriva. Vabbè, le mucchine mi guardano come per dire: tu hai da mangiare, vero?
certo. No, non ti alzare, stai lì seduta. Già, tocca parlare con le mucche anche. Che bello. Ah, aspettate, volevo farvi il video di qua. Volevo farvi vedere. Ah, ma no, devo andare troppo in giù. Forse devo scendere troppo. No, dai. Ho deciso di salire ancora un po', sono stata a chiacchierare con 3 persone e sono saliti anche loro un po' su di qua, ma non vanno fino in cima al Pelmo perché non è orario, però giusto per salire un po' e vedere il panorama, e allora ho deciso che salgo anch'io. Io mi sono fermata di più al rifugio e loro sono già su praticamente. Vabbè, adesso li raggiungerò. È che io devo andare piano perché ho preso la ginocchiera, ce l'ho nello zaino, però devo andare piano perché non è che mi fido molto del ginocchio e quindi con calma ce la posso fare anch'io arrivare su. E poi ho il mio fidato bastone. Un altro momento pausa perché io non so, ma veramente non ho gambe, quindi mi fermo molto spesso. Da qui si vede San Vito di Cadore, si vedono le piste da sci di San Vito, bello da qui. Sono sopra il rifugio praticamente, il rifugio è qua sotto, là sotto, si vede? Non lo so. E da qua si vede benissimo il Monte Antelao, bello. Volevo cercare di andare ancora un po' in su, ma ci sono le nuvole che sono velocissime, cioè cambiano con niente. E c'è anche un nuvolone abbastanza nero, per cui vado ancora un po' su e poi scendo, perché non mi fido. Anche perché non sono venuta qui per fare questa strada, ma siccome non ci sono mai venuta qua su, questa volta ho deciso di provare, così mi alleno un pochino le gambe e il fiato soprattutto. E sì, sono già avanti quelli che mi hanno passata prima. Mamma mia, sono avantissimo. Va bene, salutiamo il rifugio, ciao rifugio. E ciao 2 persone che siete di fuori. Però veramente sta cambiando tantissimo il tempo in pochi minuti, quindi non so quanto andrò avanti. Vabbè, il paesaggio è questo, ve l'avete già visto. E quelli praticamente sono i ghiaioni che bisognerebbe attraversare? Non lo so, non so dov'è la strada, non ne ho idea. C'è una vespa. C'è gente che sta scalando qua su e sì, non so come fanno a fidarsi con il tempo che c'è, perché veramente sta cambiando da un secondo all'altro, guardate che nuvoloni. Non mi fido andare oltre su questo sentiero perché a parte che è tutto ghiaione, quindi è anche pericoloso.
e non ho le gambe molto buone, quindi non so, magari mi fermo qua. Bello comunque, veramente bello. Si vede il rifugio in lontananza proprio. Bello, veramente. Non ero mai salita fino a qui. C'è un bel panorama. È fortuna che non c'è il sole, se no sarebbe veramente tosto salire, Qui bisogna salire la mattina presto, non di certo a quest'ora. C'è gente, c'è gente. Peccato che non ho il binocolo. C'è gente, oddio. Mi piacerebbe anche a me saper fare queste cose, ma non ho il fisico per fare le scalate. Eh sì, ci sono persone. Bello comunque. Eccomi che sono scesa e sono venuta a trovare una mucca. Ciao mucchina. Sei da sola. Praticamente prima ero arrivata tipo qua, poi sono tornata indietro. A malincuore, ma mi tocca scendere. Non mi piacciono questi nuvoloni. Ah, e nel frattempo che ero lì al rifugio mi ha chiamato il corriere e mi è arrivata una scatola, mi è arrivata la Degusta Box. E mentre ero lì al rifugio mi ha proprio chiamato il corriere e mi fa: signora, lei è a casa? E ho detto no, in realtà adesso no. La scatola è lì, ma insomma, ho risolto. E mi fa strano pensare che prima ero lì sui ghiaioni. Cioè, fa stranissimo, cioè non so. La prossima volta che vengo su ancora prima, in compagnia magari, e provo ad andare più su. Provare, non costa niente, costa fatica, vabbè. Ecco, quindi adesso torno verso Malga Ciauta e dopo mi devo ricordare di farvi vedere il rifugio da qua giù, che c'è un punto panoramico, e basta. È stata una bella mattina, mi è piaciuto. Prima poi quando sono scesa dal ghiaione sono andata dalla mucca e poi mi sono fermata seduta sulla panchina. Il sole, miracolo, c'è un nuvolone qua davanti e ho mangiato un panino col prosciutto e quindi adesso sono pronta per scendere. Adesso sì, ci sono nuvole, guardate, nuvolone nero, cioè è nero, impressionante quanto nero è. Ho fatto bene a scendere, dai. Tutto nuvolone nero. Ecco, di sicuro incontrerò gente che viene in su, perché sì, mi accorgo che le persone partono a fare le gite anche alle 10 di mattina, anche alle 11, ma è troppo tardi, anche perché oggi hanno previsto pioggia pomeriggio. Questo era il punto che volevo farvi vedere. Guardate come si è annuvolato, prima non ce n'erano nuvole lì, proprio lì sopra non c'erano, c'era giusto là sopra. E niente, la via in lontananza c'è il rifugio e da qui si vede bene il sentiero che va su a zigzag. Mi è piaciuto anche solo andare fino a qua sotto. Ecco, niente, adesso io vado in giù, vi ho fatto vedere tutto. Il paesaggio è sempre lo stesso alla fine, non è che posso riprendervi più di tanto, perché alla fine sì, è sempre quello, montagne, alberi, bosco, non c'è granché. Ecco, i fiori vi ho ripreso, che di solito non ve li faccio vedere, e quindi oggi ho voluto dedicare il video più ai fiori che al resto, perché ce ne sono tanti tipi qua su. Adesso passo per il sentiero super paludoso. Sì, no, veramente. Questa è una gita da fare
proprio quando non ha piovuto il giorno prima, perché altrimenti è veramente, ci si riempie di fango fino sulle gambe. E vabbè, io mi sono sporcata anche oggi. Io non, guarda, se non mi sporco non sono io. Vabbè, e niente. Quindi arrivo a casa in tempo per il pranzo. Pensavo di no, invece tanto il pranzo è già pronto, Invece mi sono fermata 2 orette qua su, bello. Perché vola tantissimo il tempo quando si sta bene. È già ora di scendere. Hanno quelli di prima che ho fatto un pezzettino di strada con loro, poi mi sono fermata lì al rifugio con loro. Sì, hanno detto che stamattina hanno guardato le previsioni e danno pioggia per pomeriggio. E lì c'è il Monte Antelao, sempre con le nuvole, non può stare senza neanche quello. Baciata nuovamente dal sole, ma il sole è bollente. Io tengo sulla giacca perché non voglio scottarmi. Siccome non ho messo la crema, ce l'ho dietro ma non l'ho messa. E quindi non voglio scottarmi, tengo sulla giacchina. È una di quelle leggere proprio per il vento, quelle sportive tipo. Oddio, mi sono fermata perché ho incontrato diverse persone e una coppia praticamente ha scelto di fare questa gita oggi da Padova. Sono arrivati oggi da Padova, hanno trovato traffico. Hanno scelto di fare questa gita perché hanno visto i miei video. Hanno visto il mio video che avevo fatto da Malga Ciauta a Rifugio Venezia e quindi hanno deciso di fare questa gita. Poi mi sono fermata a parlare con un altro gruppetto e anche loro hanno sentito che sono su YouTube, che faccio video, allora mi hanno chiesto anche loro delle gite. Volevano fare una gita dove si sale magari in macchina, dove non si deve fare fatica e si vede un bel panorama. E allora gli ho consigliato l'unica che so è il Monte Rite, perché lì ci sono anche le navette e quindi è veramente una gita semplicissima. Con le navette poi si semplifica ancora di più e sì, poi si può anche mangiare, eccetera. Quindi niente, sono contenta, ho incontrato persone che mi hanno conosciuta sul web e mi hanno riconosciuta qui nel bosco e niente, va bene, vado. Chissà se incontro ancora qualcuno. Forse. Secondo me qui ci andrebbe un tavolino con la panchina o le panchine. Secondo me sarebbe, o anche solo una panchina, sarebbe perfetta. Lo dico ogni volta che passo di qua, lo dico, perché c'è questo praticello e ogni volta che passo qua lo dico. Vabbè, laggiù c'è anche il ruscello, però non riesco a farvelo vedere, non ho la macchina fotografica, l'iPhone ha uno zoom un po' scarso, molto scarso. Vabbè, niente, questo è il sentiero che sto facendo adesso per scendere, cioè è lo stesso che ho fatto per salire, niente di diverso. Ma dai, sono a casa per pranzo oggi. Perfetto, ecco, ho il sole. Preferivo senza sole, Quando si fanno le gite è meglio non avere il sole. Eccomi, sono arrivata a Malga Ciauta, che è questa.
Adesso vado lì alla fontana a bere. Quest'inverno la fontana neanche si vedeva, cioè l'inverno, quando siamo venuti su. Va bene. Le mucchine. Eccomi in macchina finalmente, ho bevuto l'acqua dalla fontana. Adesso mi tiro giù anche il finestrino di là e tiro in avanti il sedile, se no io non ci arrivo ai pedali. E niente, ho tolto gli scarponi, ho le ciabatte. Boh, qua il parcheggio è completamente pieno. Io concludo qua il video. Vi ringrazio per averlo guardato, vi saluto tutti. Se venite da queste parti fate un giro qui nella natura del Cadore. Nessuno mi paga per dirlo. Non vedo l'ora di arrivare a casa, di docciarmi. Vi ringrazio di nuovo per aver guardato questo video, spero vi sia piaciuto. Ho cercato di riprendere molto la natura, di riprendere meno me, ma qualcosa volevo dirvi e quindi alla fine non ho resistito, mi sono ripresa anche me. Sono distrutta, oggi non ho neanche messo il collirio, quindi sono proprio distrutta. Non vedo l'ora di arrivare a casa. Vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!